insieme per crescere nello sport, nella legalità e nella solidarietà. Stiamo vedendo appunto diversi istituti di Agrigento e della provincia, oggi con i loro studenti insegno appunto di valori sani e di principi come quello dello sport, portare avanti questa iniziativa. Ogni anno la nostra scuola organizza, assieme alle altre scuole di Agrigento, organizza attraverso lo sport delle partite di calcio per imprimere e per ovviamente insegnare ai nostri ragazzi quella che è la solidarietà, come hai detto tu, quella che è la legalità, le regole della vita, che guai se non ci sono le regole. Vorrei solamente innanzitutto ringraziare tutte le autorità che sono state presenti tutta la mattinata, ringrazio sicuramente i dirigenti scolastici per la loro sensibilità, ringrazio pure tutti i docenti che si sono impegnati per far sì che questa giornata poteva essere così piena come è. Ringrazio sicuramente tutti i ragazzi per la grande passione che ci mettono. Ogni anno noi facciamo questo tipo di manifestazione, ci vogliamo riunire in una giornata così movimentata, così tutta assieme, perché è importante stare assieme. Questa è comunicazione che a volte manca tra istituti diversi, far sì che i ragazzi possano capire le varie problematiche e possono interagire tra di loro. La manifestazione studentesca è giunta quest'anno alla terza edizione, sempre con molto entusiasmo da parte degli istituti che partecipano. Quest'anno gli istituti sono 5, purtroppo per motivi organizzativi alcuni hanno dovuto rinunciare. Gli istituti sono naturalmente il Liceo Leonardo che organizza la manifestazione per il terzo anno, poi abbiamo l'Istituto Tecnico Federà, l'IPA Fermi, il Niccolò Gallo e l'Istituto Tecnico Gino Zappa di Campobello di Licata, sede associata del Sette Levatino di Ravanusa. È un'iniziativa che io oserei dire molto entusiasmante, molto bella, che ripropone ai ragazzi i veri valori della legalità, della solidarietà, naturalmente sotto forma di gioco del calcio, nella forma più ludica e bella possibile, cioè il gioco del calcio. Noi accogliamo sempre di buon grado l'invito che il professore Giacinto Fontana ci fa, quest'anno a maggior ragione perché ci piace quando si possono convogliare tantissimi ragazzi in un campo dove si combatte però rispettando delle regole, e adesso abbiamo visto un mare di ragazzi confrontarsi ma rispettandosi, come dicevo, e quindi accettiamo sempre di buon grado. Io innanzitutto devo ringraziare la preside per averci dato questa possibilità di essere qui, e poi il professore Giacinto Fontana per averci dato pure questa possibilità. È un momento di incontro di ragazzi, come diceva la collega, sulla legalità e sullo sport. È una bella iniziativa perché i ragazzi così tutti assieme possano conoscersi e portare avanti quella legalità, quella solidarietà, e le dirò che i ragazzi sono entusiasti a fare questo. Li vediamo qua a giocare, amici che giocano assieme ma nello stesso tempo si divertono e crescono assieme.